con il sindaco Omar Barbierato di Adria, gentilmente ci ha concesso questa intervista. Buongiorno sindaco innanzitutto. Buongiorno a tutti, anche ai vostri ascoltatori. Ecco, la prima domanda: com'è la situazione Covid? Quante persone avete positive nel vostro comune? Certo. E soprattutto quante persone hanno in questo momento delle patologie particolari che sono necessarie anche le cure in terapia intensiva? Certo. Allora, rispetto ai dati che noi abbiamo, che sono di 24 ore prima che vengono processati da azienda zero a livello regionale, abbiamo circa 160 adriesi che sono in isolamento, alcuni con sintomi, altri senza sintomi, quindi la maggior parte di essi per fortuna si sta comunque curando a casa o è in isolamento fiduciario. 3 persone hanno avuto invece bisogno di un ricovero e quindi a loro facciamo veramente i migliori auguri, insomma, che possano guarire, spero, il prima possibile. Ecco, tra le cose importanti che hanno delle difficoltà c'è la scuola e i trasporti. Come siete messi, visto che tra l'altro è riferimento a Adria come le scuole superiori, eccetera? Allora, guarda, grazie. Io ringrazio i dirigenti scolastici, ringrazio l'ULS, ringrazio l'ufficio scolastico che è sempre pronto a interfacciarsi. Per fortuna la competenza e la capacità veramente di tutti i settori, quindi la scuola, l'ULS in primis, ha permesso di affrontare i problemi che ci sono stati, è inutile negare l'evidenza, però i problemi sono stati affrontati secondo me nel migliore dei modi possibili, in maniera tempestiva, in maniera efficace, cercando di dare una risposta alle famiglie. Ultimamente so che alcune famiglie hanno avuto magari qualche difficoltà nell'avere determinate informazioni sui tempi di rimanere a casa, su chi doveva rimanere a casa, però bisogna anche capire che in questo momento, faccio un esempio, solo ieri in provincia sono stati fatti tamponi per circa 1000 persone, quindi abbiamo raggiunto ormai un livello di lavoro che sta saturando, diciamo, l'ULS, e quindi chiedo di portare da una parte pazienza se qualche cosa non dovesse arrivare tempestiva, allo stesso tempo ecco, cerchiamo di dare e avere le informazioni, i numeri verdi e l'aiuto delle istituzioni, del medico di famiglia per avere tutte le informazioni. Ecco, la prima cosa, visto anche in uno dei suoi post che ha fatto su Facebook, la tracciabilità, praticamente su 160 positivi probabilmente c'è da controllare una tracciabilità di qualche migliaio di persone. Esatto. In seconda battuta la collaborazione con i medici di famiglia, visto anche le polemiche a livello nazionale che ci sono state. Certo. Allora lì io non entro in un campo che è veramente difficile, nel senso che bisogna conoscere, ecco, poi per poter esprimere un giudizio. Sicuramente in questo momento, diciamo, siamo tutti sulla stessa barca e quindi dobbiamo darci una mano, ecco. Al di là poi delle scelte dei presidenti delle regioni e del governo, in questo momento più ci aiutiamo meglio è, perché dobbiamo venirne fuori veramente tutti quanti insieme, quindi l'invito è a collaborare nella maniera più efficace possibile. Ecco, però le persone tracciate, cioè nella tracciabilità abbiamo appunto detto più o meno 1 migliaio di persone, cosa dovranno rispettare come protocolli? Certo, allora i contatti stretti vengono chiamati da ULS, quindi le persone vengono chiamate da ULS. Gli viene detto: guarda, esattamente, tu devi rimanere a casa, tu devi venire a fare il tampone e dopo 10 giorni prima di rientrare al lavoro, prima di rientrare a scuola, vengono contattate, hanno un appuntamento e vanno a fare il tampone, quindi assolutamente sono seguiti in questo iter. Alcune persone, alcuni amici, alcune famiglie mi chiedono: ma come mai io sto a casa, l'altra non sta a casa, la maestra? Allora, guardate, qui andiamo veramente sul campo sanitario. Cosa vuol dire? Vuol dire che ULS ha la competenza per dire: tu devi rimanere a casa, tu non puoi con un tampone continuare il tuo lavoro. Solo loro sanno chi è il contatto stretto, chi non è il contatto stretto, perché hanno dei protocolli che noi giustamente non conosciamo, insomma, e non siamo neanche tenuti a conoscere, nel senso che è veramente una competenza diversa da quella politico-amministrativa e quella che ogni cittadino normale può avere, insomma. Ecco, criticità per quanto riguarda invece i trasporti?
Allora, per quanto riguarda i trasporti, in questo momento noi per competenza abbiamo il trasporto scolastico che riguarda appunto le scuole, la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, le scuole medie, e siamo riusciti veramente, anche con cambi quotidiani fatti all'ultimo, mi sembra, a rispondere in maniera efficace. Mi auguro, ecco, io almeno ad oggi non ho avuto segnalazioni di criticità. Dopodiché sappiamo che ormai le superiori, che hanno un'altra competenza, insomma una competenza provinciale, ad oggi hanno attuato la didattica a distanza. Da parte del comune noi abbiamo dato comunque già durante la prima ondata, diciamo, di pandemia, una grandissima disponibilità attraverso la protezione civile a portare i dispositivi presso le famiglie anche fuori comune per proprio effettuare la didattica a distanza. Quindi da questo punto di vista l'amministrazione massima disponibilità ai dirigenti scolastici. Ecco, l'ultima domanda, sappiamo che ci sono 16.000 euro che avete fatto e distribuirete attraverso dei buoni da 50 euro. Esatto. È un'operazione che è fatta dal comune, fatta in collaborazione con qualcuno da una parte, e poi come bisogna fare per ottenerli, e mi diceva che ci sono anche dei tempi di scadenza. Esatto, grazie della domanda, che è importante l'informazione, ce lo dicevamo proprio prima di iniziare questa intervista. Allora, i buoni shopping sono stati fatti con dei fondi esclusivamente del bilancio del comune di Adria. Quando vi dicevo, insomma, che siamo andati a raschiare il fondo proprio alla ricerca di tutte le risorse possibili, hanno un duplice effetto positivo dal nostro punto di vista, nel senso che danno un piccolo doveroso aiuto alle famiglie di Adria che ne hanno bisogno, che hanno un determinato ISEE, e essendo che poi questi buoni devono essere e possono essere spesi esclusivamente nei negozi di Adria che hanno aderito, negozi commerciali, da artigiani, le farmacie, c'è un po' di tutto, ferramenta, insomma tutto quello che può servire ad ogni famiglia. Come funziona? Entro il 15 di dicembre, mi raccomando, presso gli uffici dei servizi socioassistenziali si presenta il modulo di domanda, il modulo ISEE, e viene dato alla famiglia quindi poi questo buono con l'elenco dei negozi e dei punti dove può essere speso. E possono essere spesi in che periodo? Grazie mille, grazie, mi stava sfuggendo. Entro il 31 dicembre, quindi entro fine anno noi, anche per una questione proprio di bilancio, per chi conosce l'amministrazione, devono essere proprio spesi, se no vanno in avanzo. Sindaco, la ringrazio, grazie per la disponibilità, e naturalmente speriamo di venirne fuori da questo impasse e da questa pandemia che decisamente sta mettendo a dura prova sia voi amministratori che noi cittadini, che i commercianti, eccetera. Allora, grazie a voi. Ecco, spendo una parola di elogio a chi fa il vostro lavoro, perché in questo momento di pandemia l'informazione corretta è essenziale. Quindi grazie a voi, buon lavoro. Grazie Sindaco.